Saluto innanzitutto la mia città Padova, il mio Veneto, da cui manco da diverso tempo, nel senso che il giorno stesso che ho giurato mi sono insediato al Dicastero con lo scambio di consegne con il ministro Giancarlo Giorgetti e da quel momento sono impegnato sui tanti dossier, sulle tante crisi, ma anche sulle potenziali opportunità che vi sono in questa transizione industriale, digitale ed ecologica che noi dobbiamo cogliere al meglio e che quindi non ho avuto il tempo di essere presente fisicamente in alcuna iniziativa pubblica, nemmeno a Roma, e non ho avuto il tempo di fare anche altri interventi in videocollegamento come quello che oggi mi sono ritagliato nella giornata di sabato col ministro De Castero, ufficialmente chiuso, in realtà aperto per quanto riguarda l'attività che col mio staff sto conducendo. Saluto il presidente Granelli, il presidente Boschetto, saluto il Confartigianato con cui spesso mi sono incontrato sia in questi anni in cui ho avuto anche l'incarico di responsabile delle attività produttive di Fratelli d'Italia prima di assurgere alla presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, sia nella mia vita politica e istituzionale, tanto più quanto ormai sono passati 20 anni, dal 2001 al 2010, per circa 8 anni, con una breve interruzione, ho governato il commercio con l'estero negli anni della globalizzazione. E in quel periodo, sì, era il periodo delle grandi speranze, se vogliamo anche delle grandi illusioni, ho realizzato 300 missioni internazionali, in alcuni casi anche con imprese piccole e medie, col settore, col vostro settore, che ha bisogno comunque di guardare meglio anche ad altri mercati. Oggi la situazione è completamente diversa, siamo in una fase di deglobalizzazione e dobbiamo pensare anche e soprattutto a come realizzare la nostra produzione nel nostro paese, nel nostro continente europeo, a garantire la piena autosufficienza delle filiere industriali e produttive del nostro paese, perché gli elementi di criticità possono essere tanti e non soltanto quelli che riguardano l'energia, su cui siamo intervenuti nel Consiglio dei Ministri di ieri, con alcune misure particolarmente significative, quali quelle che riguardano da una parte la destinazione di tutte le risorse che siamo riusciti a reperire quest'anno e per il prossimo anno, per un ammontare di circa 32 miliardi complessivi che si aggiungono a quelli precedenti, per ridurre il costo dell'energia sulle imprese e sulle famiglie, e dall'altro con l'indicazione che sarà una rotta di questo governo, quella del fare per produrre di più in Italia, dando via libera a nuove concessioni per estrarre dal nostro sottosuolo, dal nostro mare Adriatico centrale. Ovviamente garantiamo e salvaguardiamo tutta la grande laguna di Venezia e il mare Adriatico del nord, per tanti motivi che voi conoscete meglio di me, quel gas che può servire alle nostre imprese, perché il gas sarà diretto, quello che estrarremo in più, con un prezzo calmierato, in gran parte, per circa il 75%, direttamente alle imprese energivore, che spesso sono anche piccole e medie imprese. Mi riferisco nello specifico per esempio alle imprese del vetro, le imprese della ceramica, ma non soltanto a loro, perché la nostra bussola sono le imprese. E infatti si chiama Ministero per le imprese e per il Made in Italy. E tanto è vero questo che una cosa che riguarda anche le vostre attività, abbiamo deciso già ieri non soltanto di istituire un comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo, tra noi e il Ministero degli Esteri, che pone al centro l'impresa come soggetto attuatrice, non soltanto di affidare al sottoscritto tutte le materie che riguarderebbero nella cabina di regia di Palazzo Chigi l'attività del Ministero dell'Ambiente e dell'Energia, ma quando
si tratterà di energia per le imprese, sarà il sottoscritto a presiedere il tavolo che affronterà questi argomenti, ma non soprattutto perché abbiamo istituito il difensore civico, un ufficio specifico presso il mio dicastero, difensore civico per le imprese, che avrà, secondo una modulistica precisa contenuta nel decreto, il potere graduale di intervenire per avocare a sé o altre amministrazioni fossero inadempienze i processi autorizzativi per realizzare un'attività produttiva nel nostro Paese, in modo che questo sia di stimolo affinché le amministrazioni competenti decidano in fretta, nei tempi congrui dell'economia, e ove ciò non accadesse noi avremmo il potere di poter avocare a noi, in questa sorta di difensore civico delle imprese, i processi autorizzativi per decidere noi in sostituzione degli altri. Per quanto riguarda il vostro settore specifico, quello ovviamente che riguarda poi le edilizie e in generale l'attività delle imprese che operano nel settore, sappiamo voi meglio di noi che certamente vi è stato un anno importante, soprattutto la prima parte dell'anno, che è stato un anno estremamente significativo, trainato dai bonus, che ha consentito a questa parte importante del PIL del Paese, l'8,2%, tanto più nel Veneto, dove questa percentuale è addirittura superiore, di trainare il prodotto interno lordo, che noi crediamo sia la via per la crescita del Paese, anche per la sua crescita occupazionale. I risvolti positivi ci sono stati, anche per quanto riguarda l'occupazione, appunto il prodotto interno lordo, nel vostro settore, nel settore delle costruzioni, e sappiamo che questo può e deve continuare, ancorché immagino che voi abbiate letto che c'è l'intenzione di procedere, il motivo ovviamente è la sostenibilità per quanto riguarda il bilancio pubblico, a un aggiustamento per quanto riguarda il 110, così bonus 110, che però è una misura di cui ancora si sta discutendo, ne abbiamo parlato anche ieri nel Consiglio dei Ministri, quindi vi sarà tempo per capire qual è il migliore intervento possibile per garantire comunque lo sviluppo in un settore così significativo. E voi vi attendete verosimilmente, noi ci attendiamo anche che sia l'Europa a intervenire per quanto riguarda il tetto del prezzo dell'energia, e questo è possibile e doveroso farlo, è bastato l'annuncio europeo insieme ad altri fenomeni che voi conoscete, quale l'allungamento dell'estate, il clima molto buono, piuttosto che il completamento dello stoccaggio del gas e anche per certi versi il rallentamento della crescita globale, che il prezzo dell'energia, il prezzo del gas è crollato negli ultimi giorni, non siamo ancora ai livelli che noi speriamo di raggiungere, ma sicuramente meno impattante rispetto a qualche settimana fa, cioè al terzo trimestre, luglio, agosto, settembre, che si è appena chiuso. Su questo bisogna lavorare sul fronte europeo e per quanto possibile abbiamo dato il nostro sul fronte italiano con l'intervento fatto ieri nelle due vie: contenere i costi per le imprese, produrre gas per le imprese a prezzo calmierato. Vi è poi il fronte delle materie prime, che secondo per un paese trasformatore per l'Italia non significa soltanto l'energia, significa tutto il resto delle materie prime che servono anche per quanto riguarda il settore delle costruzioni, materiali per la costruzione, materie prime che hanno due problematiche: l'uno quello dell'approvvigionamento, della continuità nell'approvvigionamento, e l'altro quello del prezzo. Su questo il mio Ministero, sul fronte dell'approvvigionamento, anche attraverso una saggia azione internazionale nel campo geoeconomico che è conseguenza e si interseca con la geopolitica, noi dobbiamo garantire al nostro sistema imprenditoriale, al nostro sistema produttivo italiano ed europeo un'autonomia strategica nel campo delle materie prime, che ovviamente spesso non sono qui nel nostro continente, ma che noi dobbiamo in qualche misura legare a noi attraverso una catena del valore, una catena produttiva che non abbia interruzione. Sul costo delle materie prime ovviamente
il costo delle materie prime, dell'aumento delle materie prime influisce sulla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, e per questo in Europa noi siamo attivi affinché vi sia la consapevolezza che il piano di resilienza, di ripresa e resilienza, era stato realizzato con un tasso di inflazione pari praticamente quasi allo zero, che invece oggi è un tasso di inflazione a 2 cifre, con un aumento significativo delle materie prime. Dobbiamo discutere insieme a loro come questo possa poi essere tenuto in conto affinché i progetti, che costeranno inevitabilmente di più, possano effettivamente essere realizzati. Possiamo e dobbiamo fare di più, certamente. Ho letto alcune delle vostre proposte, scusatemi se l'ho fatto in fretta, ma vi assicuro che passo da un'emergenza all'altra, e per quello che riguarda la possibilità di utilizzare il patrimonio pubblico dismesso, tanto più nel Veneto, dove ho letto la vostra documentazione. Questo è particolarmente significativo e può avere anche un importante impatto positivo in termini ambientali e in termini lavorativi. Su questo potrò confrontarmi al meglio anche con il Presidente della Regione Zaia, perché la mia prima uscita pubblica, come questa è una forse la prima uscita in videocollegamento con un'assemblea così significativa, la mia prima uscita pubblica sarà proprio in Veneto, a Mogliano Veneto, sabato prossimo, perché sono invitato da un'altra associazione imprenditoriale per un'iniziativa nazionale, e in quel contesto, meglio, fuori da quel contesto, ma nella stessa giornata, mi incontrerò col Presidente Zaia, così come faccio abitualmente, farò abitualmente con i presidenti, con i governatori. A Roma ne ho già incontrati 2, il governatore Cirio e il governatore del Friuli Federica. Martedì incontro il governatore della Sicilia, e quindi sabato dovrei incontrare il governatore, venerdì o sabato il governatore Zaia, non l'abbiamo ancora fissato esattamente, perché sarà mia abitudine continuare un rapporto fecondo, anzi intensificare il rapporto collaborativo con le regioni, con cui abbiamo molto da fare insieme per migliorare l'ambiente in cui vivono e operano le nostre imprese, che sono la spina dorsale delle nostre economie. Dicevo che ieri abbiamo dato attuazione a quello che non è soltanto una denominazione. Il Ministero per le Imprese e per il Made in Italy significa che il soggetto della nostra attività non è più il contesto in cui essa agisce, cioè lo sviluppo economico, ma il soggetto sono le imprese con i loro attori, gli imprenditori, quindi anche i loro collaboratori e dipendenti, perché questo è il motore dell'economia, non è lo Stato, sono le imprese il motore dell'economia. Noi dobbiamo facilitarlo. Lo slogan del governo che si sta già realizzando nel provvedimento di ieri, pensate soltanto a questo difensore civico e quindi a processi di accelerazione e di sburocratizzazione di tutte le autorizzazioni che servono a realizzare un'attività produttiva, ebbene è non ostacolare chi vuol fare. Io aggiungerei, per quanto mi riguarda, aiutiamo a fare chi vuole realizzare, perché questo è il modo migliore per rimettere in moto la crescita del nostro paese. Soltanto attraverso la crescita, attraverso l'aumento del reddito personale e collettivo col prodotto interno lordo, attraverso l'allargamento della base occupazionale, che dobbiamo fare consapevolmente, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno, diciamocelo con franchezza, laddove vi è un tasso di occupazione di gran lunga inferiore rispetto a quello che voi riuscite a realizzare nel nostro Veneto. Attraverso questi meccanismi di crescita e di sviluppo sarà possibile poi effettivamente ripagare il debito pubblico, che è cresciuto a livello ormai del 145% del prodotto interno lordo, e a consentire al nostro Paese di avere quella transizione ecologica e digitale che ci ponga di nuovo al centro dell'attenzione dell'economia produttiva dell'Europa e dell'Occidente, e quindi capace di dire la nostra al meglio, e soprattutto di garantire lo sviluppo e la crescita e il benessere ai nostri figli, affinché la nostra non sia l'unica generazione che ha lasciato ai propri figli qualcosa di meno di quello che aveva ricevuto dai nostri padri, ma una generazione che ha saputo affrontare una sfida epocale
dando ai nostri figli un'opportunità in più di quando i nostri padri ci hanno dato. E questa è la catena tra le generazioni che nel nostro paese ha saputo svilupparsi al meglio in oltre 2000 anni di storia, di cui il Veneto ne è un emblema. Grazie e buon lavoro.